In arrivo Mattarella e Meloni, Cortina si rifà ancora il trucco. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, edizione di venerdì 23 gennaio 2026, notizia che troviamo sul Gazzettino di Belluno. Il braciere in piazza Angelo di Bona resterà acceso dal 6 al 22 febbraio, attesa per il Presidente della Repubblica, Di Casa all'Hotel Menardi e la Premier. Il braciere delle Olimpiadi Invernali 2026 che arderà nel centro di Cortina è una imponente struttura metallica che gli operai stanno montando in piazza Angelo di Bona. Sarà alto, più alto del padiglione di legno per la musica, proprio sotto al campanile bianco della parrocchia, simbolo di Ampezzo. Il braciere sarà acceso la sera di venerdì 6 febbraio durante la cerimonia di apertura dei giochi e rimarrà sino a domenica 22 febbraio. Di fronte al braciere ci sarà una postazione televisiva con la telecamera che inquadrerà la fiamma per tutta la durata del grande evento sportivo, da inviare le immagini in tutto il mondo. Per la cerimonia di apertura si stanno definendo i dettagli che saranno tenuti riservati sino al momento opportuno. È certo che lo spettacolare evento coinvolgerà per la prima volta le due città alle quali sono stati assegnati i giochi. A Milano sarà accolto nello stadio Meazza a San Siro e Fondazione Milano Cortina sta promuovendo l'acquisto degli ultimi biglietti disponibili, con particolari condizioni per i giovani sino ai 26 anni di età. A Cortina la sfilata percorrerà l'isola pedonale di Corso Italia in salita sino a piazza Angelo di Bona. Quando sfileranno le squadre di atleti delle diverse nazioni, l'intento è di coordinare il passaggio delle stesse delegazioni a Milano e a Cortina, così che nella trasmissione televisiva ci sia concomitanza. Gli hotel dei presidenti, quel braciere acceso in piazza lo vedrà anche Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana, atteso a Cortina giovedì 12 febbraio quando arriverà ad assistere alla gara di supergigante femminile sulla pista Olimpia delle Tofane. Mattarella conosce bene Cortina, dove ha trascorso lunghi periodi di vacanza con la famiglia, solitamente ospite dell'Hotel Menardi prima di assumere l'incarico di capo dello Stato. È attesa anche Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, che dovrebbe fermarsi a Cortina almeno per una notte all'Hotel Savoia, che accoglierà anche le delegazioni del Comitato Olimpico Internazionale, sarà il punto di riferimento dei vertici dell'organizzazione sportiva internazionale. A pochi passi dal braciere sta già vigilando il Leone di San Marco, una grande riproduzione dorata posta davanti alla Casa alla Casa de Regoles, quel palazzetto cuore dell'identità culturale ampezzana. Durante i giochi diverrà Casa Veneto uno spazio voluto dalla regione per riaffermare il legame con Cortina e anche per sottolineare l'origine del progetto olimpico voluto dall'allora presidente Luca Zaia, prima con una prospettiva triveneta, poi sviluppato nell'accordo con la Regione Lombardia e con le città di Milano e Cortina. L'approfondimento è di Marco Di Bona e sempre in merito a Cortina la storica amicizia con Roma porterà agenti della capitale sulle strade ampezzane. Arriverà da Roma un contingente di agenti della polizia locale che saranno impiegati a Cortina d'Ampezzo nel periodo intenso dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Questo personale contribuirà a offrire un supporto operativo nell'organizzazione dei servizi di polizia locale durante l'evento. Un altro box, Tedofori di 20 anni fa, le 1500 foto di Zanfron, un passo indietro nel tempo all'altra Olimpiade e Paralimpiade invernale in terra italiana, quella del 2006 a Torino. È Luca Zanfron, fotoreporter, a ripercorrere il ricordo, composto ovviamente anche di tanti scatti. Ecco, proprio con le fotografie dei Tedofori di allora, e sono 1500 le immagini messe in fila, ha creato un collage, immagini che Zanfron ha fissato nell'obiettivo partendo dalla diga del Vajont con il primo Tedoforo, camminando come un gambero per non perdere neppure il cambio tra uno e l'altro Tedoforo, arrivando fino in Piazza dei Martiri, dove ad accendere la fiaccola fu un atleta paralimpico olimpionico con 2 ori e 4 bronzi nel palmares, Oscar De Pellegrin, attuale sindaco di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno, diamo uno sguardo a tutte le notizie che hanno un richiamo appunto sulla prima pagina. Viabilità olimpica sia ai tir ma di notte, attesa oggi l'ordinanza finale, rinforzi alla municipale, accordo fra Roma e Cortina, notizia che abbiamo trovato appunto anche all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno con la notizia letta poc'anzi. Gli approfondimenti comunque da pagina 2 a pagina 3 sono a firma di Di Bona e Santin.
Rapina sventata, agenti premiati, colpo in negozio, banditi inseguiti e poi bloccati dalla polizia locale. Sono intervenuti per una rapina in un negozio, agendo nonostante non avessero un'arma. 2 agenti della polizia locale di Belluno sono stati premiati ieri in occasione delle celebrazioni per il patrono. Domenico Varrà e Lidio Smali inseguirono nel 2024 i 2 rapinatori, poi denunciati. Con l'occasione sono stati divulgati i dati delle attività del corpo del 2025. L'approfondimento di Federica Fanta, pagina 5. Divieti ai forfait illustri nella domenica della fiaccola. Il Comune ha emesso un'ordinanza che vieta l'introduzione o la vendita per asporto di bevande o alimenti in contenitori di vetro in Piazza dei Martiri, dove sarà acceso il braciere una volta arrivata la fiaccola olimpica. Il divieto vale per domenica 25 gennaio dalle 14 alle 20. A questo si è aggiunto anche il divieto di introdurre nella zona anche bombolette di spray urticante. Annunciata poi e poi smentita la presenza a Belluno della campionessa di pallavolo De Gennaro come Tedofora. È impegnata con la sua squadra, ma ha già portato la fiaccola a Bassano del Grappa. L'approfondimento a pagina 7. A pagina 9, Feltre dalla scuola ENAIP, 50 trecce di capelli per i giovani ustionati di Crans Montana. Impegnati per Crans Montana, un esempio virtuoso arriva dalla sede ENAIP Feltre, ENAIP Veneto di Feltre, dalla scuola del Fare, da cui sono partite 50 trecce di capelli che saranno inviate in Svizzera per gli ustionati nel tragico incendio di Capodanno alla discoteca Le Constellation. Tanti hanno riportato danni e ferite alla testa. Foto di copertina dedicata a Vitozzi, la campionessa di Sappada punta molto in alto. Vitozzi, posso giocarmela in tutte le gare individuali. I giorni che dividono Lisa Vitozzi dalle Olimpiadi sono di un'intensità come mai forse prima in una carriera comunque già così fantastica. Oggi la sappadina gareggia in Coppa del Mondo nel weekend di Nove Mesto, aperto ieri dal podio di Luca Soffer. Un paio di giorni prima della cerimonia inaugurale Lisa compierà 31 anni, è nata il 4 febbraio del 95 a Pieve di Cadore. Lei divisa tra Veneto e Friuli. Festeggiato il compleanno si tufferà nell'avventura olimpica dalla quale si aspetta di compiere in ognuna delle gare individuali per il podio. Promette di farlo con il coltello tra i denti. L'approfondimento di Rovere a pagina 14. E sempre in merito alle Olimpiadi, curling, la verità del CT Mariani, mia figlia farà la riserva. L'approfondimento di Bona lo troverete a pagina 13. Altro richiamo dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Belluno, Paralimpiadi, opportunità per le guide turistiche. A loro nel 2025 si sono affidate più di 10.000 persone, di queste il 20% erano straniere, americani, francesi, australiani, belgi, tedeschi, ma pure argentini e brasiliani desiderosi di vedere, nel cosiddetto turismo di ritorno, la terra di partenza del loro padri. E sono 200 su per giù i gruppi che le guide turistiche bellunesi accompagnano ogni anno. Ora 10 di loro, sulle 17 abilitate totali, si sono costituite come gruppo provinciale guide turistiche Belluno Dolomiti. Trovando casa in Confcommercio, saranno coordinate da Marta Azzalini. L'approfondimento di Daniela De Donà a pagina 7. Feltre, museo civico rinnovato nelle misure antincendio. Il museo civico di Feltre sarà adeguato dal punto di vista antincendio grazie a un finanziamento del Fondo Comuni di Confine di 350.000, nel quale rientreranno anche alcuni interventi di connessione fra le varie parti del museo. I lavori di adeguamento del museo civico sono il frutto di un percorso chiaro che come amministrazione abbiamo voluto portare avanti relativo alla messa a norma e, quando possibile, di ristrutturazione degli edifici pubblici del centro storico, afferma il sindaco di Feltre Viviana Fusaro. L'articolo di Scarton a pagina 8. Ancora dalla prima pagina del Gazzettino, un robottino per limitare la dispersione idrica, l'idea nasce a Ponte nelle Alpi. L'articolo di Giovanni Santin vi aspetta a pagina 10. A pagina 11, notizia da Chies dal Pago, il sindaco, non c'è via libera all'abbattimento dei lupi. E ancora Di Bona firma l'articolo a pagina 12, Cortina, ambulatorio veterinario senza acqua né corrente. Il comune aveva consegnato il nuovo ambulatorio veterinario a Socus, ma i 2 professionisti spiegano che non è funzionante. Dal Gazzettino di Belluno passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso la notizia in primo piano è la seguente: un fatto di cronaca, sberla al figlio a processo. La procura di Belluno ha qualificato il gesto come lesioni aggravate. Per non essere condannato l'uomo ora deve fare volontariato. Padre molla uno schiaffo al bimbo di 6 anni denunciato dalla moglie che lo porta in tribunale. Tira una sberla al figlio di 6 anni, la moglie lo denuncia e la procura di Belluno qualifica le vicende come lesioni aggravate. Un padre di
famiglia del Feltrino ora ha due possibilità dopo essersi attrezzato con un buon avvocato di fiducia: affrontare il processo con tutte le incognite del caso oppure approfittare del fatto di essere incensurato per chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova. Sceglie la seconda strada, dovrà fare volontariato per cercare di cancellare il reato. L'approfondimento di Sosso a pagina 22. Alessia Forzina, pagina 17, invece firma il seguente articolo: Vigili urbani di Belluno, boom di incidenti, troppi giovani al volante senza cinture. La polizia locale di Belluno illustra l'attività 2025, ritirate 59 patenti, troppi automobilisti alla guida senza cinture. Pagina 28, videosorveglianza Cortina, il comune 370.000 euro per comprare nuove telecamere. Il comune di Cortina potenzia la videosorveglianza, stanziati 370.000 euro per comprare nuove telecamere. A pagina 23, Borgo Valbelluna, risarcimento per il loro piccolo, mamme arcobaleno a Strasburgo. Le due donne di Borgo Valbelluna avevano già ottenuto la doppia maternità. L'avvocato Panitz: andiamo fino in fondo. Apre oggi la mostra nella sua casa, siamo a Pieve, Tiziano e i suoi paesaggi. Tiziano è il paesaggio in due opere a confronto. Da oggi al Palazzo della Magnifica Comunità si possono ammirare insieme due capisaldi della prima maturità di Tiziano: la tesissima Pala Gozzi del 1920, la prima e unica opera firmata Titanius Cadorinus, e la monumentale silografia della sommersione dell'esercito del Faraone nel Mar Rosso, un dialogo inedito tra due produzioni che condividono un paesaggio marino con un profilo di città. L'approfondimento di Ferigo a pagina 29. La foto di copertina: Alemagna ai giochi, di giorno stop al traffico pesante. Un'immagine in questo scatto, per chi si sta guardando da Facebook o YouTube, del traffico lungo la statale Alemagna durante i giochi, stop ai mezzi pesanti. L'approfondimento di Dalmas da pagina 2 a pagina 3. E sempre per quanto riguarda le Olimpiadi, la situazione: disinteresse e ritardi, l'organizzazione fa ancora acqua, ritardi, superficialità e disinteresse, quante falle nella catena di montaggio dei giochi olimpici e paralimpici, tanti attori coinvolti, troppi. L'articolo a pagina 4. Micheli invece a pagina 5, Medri, albergatori Cortina, grandi gruppi accoglienza, una rivoluzione salutare. La forza di Cortina nel nostro settore: unire cultura locale e visione globale degli investitori. Parola di Carla Medri, vice degli albergatori. Notizie di carattere internazionale presenti sulla prima pagina del Corriere delle Alpi: Zelensky, sugli asset russi ha vinto Putin. Il leader ucraino sferza l'Europa e vede Trump, oggi trilaterale Stati Uniti-Russia a Kiev. L'approfondimento di Intrecciallagli da pagina 6 a pagina 7. E troviamo anche un commento di Francesco Morosini: le armi economiche della UE nello scontro con gli Stati Uniti. L'approfondimento a pagina 7. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata.